Sulla situazione degli incendi in Sicilia interviene il presidente della regione Renato Schifani. La situazione in tutta la Sicilia è ancora difficilissima anche per le condizioni meteo che stanno complicando ulteriormente il lavoro di chi deve contrastare le fiamme. Sono stato per tutta la notte in costante contatto con il Corpo Forestale, con la Protezione Civile, con i Vigili del Fuoco e la Prefettura per avere aggiornamenti in tempo reale. Dal Capo Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco, il prefetto Laura Lega, ha ottenuto l'impegno a far giungere in Sicilia ulteriori squadre provenienti da altre regioni, in quanto quelle in servizio nella nostra isola sono già tutte impegnate nei vari fronti di fuoco che stanno interessando il nostro territorio. Sono vicino agli uomini, continua Schifani, che in questo momento con grande dedizione e coraggio stanno contrastando le fiamme, e voglio esprimere loro la gratitudine mia e di tutti i siciliani. Il mio pensiero va anche alle famiglie che hanno dovuto lasciare le loro case perché messe a rischio dai roghi. Attendo con apprensione aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'operaio forestale che ieri si è gravemente ustionato e che attualmente è ricoverato in terapia intensiva. Il presidente Schifani sta seguendo da vicino l'evolversi dell'emergenza incendi in Sicilia, che sta interessando tutto il nostro territorio, e che ha espresso il suo cordoglio per la donna morta perché i soccorsi non sono riusciti a raggiungerla a causa degli incendi che sbloccavano l'accesso alla sua casa nella zona di San Martino delle Scale. Ringrazio, continua Schifani. La situazione più grave resta sempre quella delle zone attorno a Palermo, dove sono giunte anche squadre di volontari dalla provincia di Agrigento ed Enna. Nella notte sono state evacuate abitazioni a San Martino Monreale, Altofonte, Bocca di Falco, Mondello, Pizzosella, Poggio Ridente e Capaci, nella zona attorno all'aeroporto di Punta Raisi. Situazione critica anche nel Trapanese, a San Vito Lo Capo, nel Messinese e a Enna. Ringrazio il ministro Matteo Salvini, che segue personalmente l'evolversi della situazione, il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta per la fattiva collaborazione, ha aggiunto Schifani. Il dirigente della Protezione Civile regionale Salvatore Cocina è in continuo contatto con il direttore regionale Gaetano Vallefuoco, con il capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale Fabrizio Curcio, con il prefetto di Palermo, per monitorare costantemente la situazione e eventualmente concordare ulteriori azioni di supporto.